Sguardo sulla settimana. Buonasera da Gabriela Petre. La seconda della campagna nazionale di vaccinazione contro il SARS-CoV-2 è iniziata venerdì in Romania. Anche il capo dello Stato per segnare l'inizio della seconda tappa, come ha affermato lui stesso. Saranno vaccinate le persone a rischio, gli anziani delle case di riposo, gli adulti svolgono attività di importanza fondamentale. Il numero totale delle persone interessate potrebbe superare 6 milioni. Nella prima tappa, che è iniziata il 27 dicembre scorso, sono stati sanitario e sociale. Il premier Florin Câțu stima che il ritmo della vaccinazione sarà più accelerato a cominciare dalla seconda tappa e che l'obiettivo è che a settembre ci siano oltre 10 milioni di persone vaccinate in Romania. Dall'inizio della pandemia in Romania ci sono stati 700.000 contagi dal nuovo coronavirus e il numero totale dei decessi associati al Covid-19 ha superato 17.000. Di conseguenza, dietro il governo ha deciso di prorogare lo stato di allerta di altri 30 giorni a livello nazionale. Valida da giovedì, prevede il mantenimento delle restrizioni stabilite dei contagi dal nuovo coronavirus, compreso